Gabriele, Ciccino, stai sempre a dormire! Dov'è? E che diavolo, torna a Maria la sera! Dov'è? Tu a 2 anni patatelle! Ma cuore, ma che sta succedendo? Le patatelle cuore sto! Io che ne sai, a me mi ha detto semplicemente quando ha trovato Gabriele, che mi ha fatto che manda. Ti pareva, no? Che manda sempre a me. Io voglio sapere come va. Tu non fai niente dalla mattina alla sera. Hai capito? Hai capito? Ma da lì la fai tu, gli anni si genno di culo. Che la mattina alla sera senza fare niente. Sempre a suttare chiesa, a appoggiare a sta spalla. Dormi senza fare niente e te la mente pure. Molli piuttosto che sulla chiglia, pure sei. Questa spada qua, manca San Michele a recitare il Cito di Drago. Per favore. Da quando sei ucciso chi ti drago, che sta spalla, stai campando regno, non c'è niente. Se non sbaglio ti avevo fatto chiamare. Avete ragione, perdonatemi. Ma questo qua mi ha fatto perdere tempo. Dovresti scendere sulla terra e farmi un piacere, come quello che mi facesti anni fa, ricordi? Ma da te, con tutte le respiette abbiate pazienza. Che la volta sono passata nei guai. Chi mi chiamava ruffiane, chi senzati, chi mi mandava le fatture, nei guai sono passati. Ma da te, io ti mandano via buono. Perché ci mangi cacchionato, che io non tengo più l'età? Gabriele, ho bisogno di una persona fidata per un incarico a Castellini. Guarda te, a Castellini ci devi mandare una persona giovane e riposata che è Gennaro. Gennaro! Che? Ma anche il paradiso si può dormire. Gennaro! Gennaro! Io vado a te, vedete e provvedete. Mi devi cercare Maria Salome, anche con urgenza. Ma io sono impegnato, io già fatica a fare dovere mio, figuriamoci se posso fare questo qua. Io già pensato a napolitano, se non va contento ma buffano in mano parole. No, Gennaro, tu devi solamente sistemare la questione e basta. Ma in soprani che si cose del paese, io non sono ruffiana. Poi Gennaro, non cominciamo a sfottere, Io non ti ho fatto di ruffiano, sono stato solo portatore di notizia. Come il cazzuso. Che adesso fa? Di lei. Te l'ho già detto, devi cercare la padrona di quel piccolo paese perché devo parlarle.